Mariella Yes. tkellimni. Allura daw in-near death experiences, suppost l-ispirtu aħna meta mmutu l-fatt li għadu ma ġiex Ġesu, l-ispirtu ħajmur Ma' Kristu. ma' Kristu. U ruħek hija parti mill-ispirtu tiegħek imma ruħek. Okay. So she's saying these near-death experiences. No. So, number one, obviously, listen. I've seen a lot of near-death experiences. I don't build theology on that experiences, or actually on any experience. Tibnux it-teoloġija tagħkom fuq dawn near-death experiences. Do not, mai fare lo sbaglio di costruire una dottrina su esperienze, qualunque sia Tibnux l'esperienza. id-dottrina tagħkom fuq l-esperjenza. Perché io ho visto esperienze che cristiani che sono andati all'inferno. Jiena rajt esperjenzi li fej Kristjani marru E l-infern. poi ho visto anche persone carnali che sono al cielo. Anka Qual è nies la verità? karnali li jaraw il-ġenna. Qual è la verità? Li moħda l-verità. Noi basiamo tutte le nostre dottrine solamente sulla parola. Aħna nibbażaw id-dottrina tagħna kollha fuq il-kelma talla. We base all our doctrines on the word of God. Now, se ci sono esperienze che complementano la Jekk hemm parola, esperjenzi li jikkomplementaw il-kelma talla, if there are experiences that complement the word of God, that's fine. But even that is good, but it's not necessary. anka dak tajjeb imma mhux neċessarju. When I say I walk by faith, Meta ngħid li nimxi quando noi bil-fidi, diciamo io cammino per fede, quello significa che io cammino solamente su ciò che credo che la Bibbia dice. da jfisser jien nimxi fuq dak li tgħid il-Bibja. When I say I walk by faith, it means I walk basing my life upon what I believe the word says. Dak li tgħid il-kelma talla, dak li nemmen li tgħid il-kelma A talla. man of faith does not have faith because he's got great faith because of great experiences. He's got great faith because he's filled with the word. Raġel ta' fidi kbira mhux għax għandu esperjenzi kbar, imma għax mimli bil-kelma Una talla. donna, uomo di fede, non è qualcuno perché ha avuto delle esperienze. Io ho avuto grandi esperienze come alcuni di voi, grazie a Dio. Però io non posso basare o insegnare dottrine basando sulle esperienze. Ok? Infatti è molto pericoloso di fronte a Dio che io lo faccio questo. This is very dangerous in front of God that I do this. Dan huwa perikolus ħafna qudiem Alla li Okay? nagħmel I dan. have to teach, the Bible says, teach upon line, precept upon precept. Il-Bibja tgħid li għandek tallem linja, And that's prinċipju teaching. fuq prinċipju. It's not preaching, that's teaching. This is teaching right now. Dan mhux qed nipritkalkom, dan So, huwa talim. I remember when I was in America, Niftakar meta kont l-Amerika, I had one pastor kelli pastor who came forward, li ġil qudiem and as I'm about to pray for him, kif ħan nitlob fuqu, he started praying in tongues. qabad jitlob l-isla. Now this does not happen very often. Din ma tiġrix ta' spiss. Grazie a Dio. Grazzi Ġesu, grazzi But Alla. in my spirit, all of a sudden, I felt that these tongues are not of God. Fl-ispirtu tiegħi ħassejt li dawn l-isna ma kinux talla. And as I laid my hands upon him, U kif poġġejt idejja pastor, fuqu. Pastor, he fell under the floor, waqa mal-art on the floor, and he started manifesting. u beda jimmanifesta. Imagine he was your pastor. Immaġina kien il-pastor tiegħek. Now, do you see the mess that many churches are in? Issa tista' taraw kemm hemm knejjesek. Io ho avuto questa esperienza, voglio dire perché per quelli che mi stanno sedendo, che in America, per esempio, una volta c'era questo pastore che veniva di fronte per ricevere preghiere e io lo sentivo pregando nelle lingue, qualcosa nel mio spirito mi diceva queste lingue non si sentono E ti ripeti. bene, ok? E appena che io ho messo le mie mani su di lui cadde sul suolo, cade sul suolo e comincia a manifestarsi spiriti. E grazie a Dio che sei stato liberato. Alleluia. Un'altra esperienza. Another experience. Esperjenza oħra. We had a leader, Kenna leader, and some of you, Mexxej, she kellna was a mexxej. woman. kienet mara, We had a leader. mexxejja, She's part of a big church in Germany. kienet parti minn knisja kbira ġewwa Some of l-Ġermanja. you know her. Ftit minnkom tafuha. Okay? And God bless her. Today she's married, I think. Alla jbirika llum il-ġurnata miż-żewġa. God bless her. Alla jbirika. But she was under
her pastor, Din kienet taħt il-passer tagħha. imagine, God forbid, one of you deacons. Immaġina You're under me, l-ġriqat by the grace diaknu of God under Jesus. taħti bil-grazzja tal Immaginate taħt se il-mulej. alcuni di voi sotto di me, come diaconi o come pastore, sotto di me, e tu vai da qualche parte e di fronte a me cominci a manifestarsi. U Imagine if you start manifesting in front of me or in front of another pastor. immaġina tibda timmanifesta qudiem il-pastor. Io vado a nascondermi. Immagina che se qualcuno, ovviamente se qualcuno si manifesta, grazie a Dio perché ha bisogno di essere liberato. Okay, so are you understanding what I'm trying to say? Qed tifhmux qed nipprova So let me ngħidilkom. say it in English in English and in Italian. So questa persona è venuta qui in questa chiesa, è venuta qui fuori. Io sapevo che lei faceva parte di una chiesa grande e il pastore, il suo pastore, le ha dato un gruppo di casa, uno gruppo di casa, come fa per esempio Lirio in Italia, ok? Gruppo di casa per gestire questo gruppo, ok? Appena che lei è venuta qua, lei comincia a manifestarsi e fare delle cose brutte sul suolo, come anche il serpente, sgridando. E io pensavo a me stesso, mamma mia, questo è un leader in una chiesa e qua sta manifestando il diavolo, ok? Io sapevo poi che lei aveva dei problemi nell'area dell'anima, ok? Ok? Ovviamente poi grazie al Signore credo che oggi lei è liberata, però è stata liberata qui come leader, come una responsabile. So this person came to this church. She was taking care of a home group under a church that's a big pastor in Germany. Dil-persuna ġiet din il-knisja u kienet tuħu ħsieb a big grupp church. ġewwa d-djar ġewwa l-Ġermanja. Amen. Grupp. And obviously, under the direction of her pastor, obviously, no pastor in his right mind is going to appoint somebody. He's got demons inside of him. Ovvjament, taħt id-direzzjoni tal-passer tagħha, l-ebda passer li huwa So she came here- jipponta xi ħadd hekk. And I'm not saying that the Ġiet hawnhekk pastor was di- doing a bad job. Mhux qed ngħid il-passer qed jagħmel xogħol ħażin. I mean, I don't know, maybe it could have escaped him. I don't Ma know. nafx forsi ħarbitlu. So whatever, I mean. So she came here. Din ġitaw As I lay my hands upon her, kif mit-tidejja fuqha. man, she started manifesting, turning, screaming, Dit and timmanifesta, doing all tajjat. kind of weird stuff on the floor. Tagħmel affarijiet strambi mal-art. Now imagine you're in her home group. Immaġina inti ġewwa l-grupp tagħha. This is what you're going to receive as impartation. Dak li ħadd tirċievi inti bħala impartazzjoni. This is why it's important that you know whom you sit under. Għalhekk indu importanti li tkun taf min inti taħt. E per Taħt questo min. che è molto importante a sapere sotto chi sei sottomesso, perché quello che passa in me passa su di voi. Għax dak li ħajġi fuqi ħajġi fuqkom. Se non preghi per me per il mio bene, preghi per me per il tuo bene. Jekk ma titlobx għalija għal saħti jitlob għalik innifsek għal saħtek. If you don't want to pray for me for my good, at least pray for me for your good. Now, obviously, no leader is perfect. We understand that. Nafu li l-ebda mexxej mu And perfett every leader is still growing. u kull mexxej qed jikber. But to be delivered from demons, that's a bit worrisome. Imma li tiġi meħlus mix-xitan naqra inkwetanti. Ok, so se qualcuno sappiamo che nessun pastore, nessun leader è perfetto e ogni leader ancora sta crescendo, però ovviamente vedendo un pastore o un leader di chiesa o di gruppo manifestarsi dai demoni non è una cosa molto brutta, ovviamente, perché immagini che questo forse era il tuo leader o il tuo pastore e tu li vedi manifestarsi. Non è bella, non è una bella scena. Okay, and I believe there are some pastors in this land, they need deliverance. Jien nemmen li hawn mexxejja pastors dan il-pajjiż li għandhom bżonn Io credo con ogni sincerità che ci sono leader qui a Malta, come anche all'Italia, poi dappertutto, bħal kull imkien che hanno bisogno di liberazione. għandhom bżonn il-ħelsien. E voglio dire con amore, U ngħidilkom l-imħabba. se vedrete mai un leader manifestarsi, prega per loro. Iktaraw leader jimanifesta mexxejja manifesta jitolbu għalihom. Perché come abbiamo parlato ieri, Kif tkellimt il-bieraħ, il ministero di liberazione è la compassione del Signore in manifestazione. Ok?
Okay, if you see somebody being delivered, even if he's a leader, okay, or even a pastor, God forbid, but if that ever happens, don't shun them like, oh, shame on. No, Mux twarbuhom hekk b'mistħija. love them and feel compassion for them. Ħabbuhom, kompassjoni għalihom. Imagine. Immaġinaw. You have a father, your real father. Missierkom, And your mother. fil-natural. If you Uomkom. see your mother manifesting, what do? Iktar għaw l-omkom I know you'll be worried, but you're not going to leave her. Ovvjament tkun inkwetati, ma mux ħatet il-qwa. Okay, understand? Okay, so you will support your mother, your father. Okay? ħat support jawm. And because I'll tell you why. This is what I've learned in 30 years. Dan li tallemt fi 30 sena. Now, listen, don't try to look for demons, okay? Tipprovax tfittxu xjata. Don't become so now we're learning about these things and we'll start looking for demons everywhere. Issa nitalmu fuq dal-affarijiet u noqogħdu I think nfittxu that's a xjaten demon. kullimkien. Dak I demonju. think he has a demon. Naħseb l-għandu demonju. I think the hair thing, I think it's a demon. Ija, da naħseb demonju dak. I think that guy, the way he smiles, look, I think that's a demon. Kif daħaq li demonju dak. Kif Be careful because people who get into this extreme, they start seeing a demon behind everything. Oqgħodu attenti għax min jiġi f'dan l-estrem jara xetan kullimkien. I do believe. Io credo, con 30 anni di esperienza adesso, per la grazia di Dio, gloria a Gesù, che ci sono, I believe that there are esperienze Jien nemmen li hemm esperjenzi che non sono comuni, they're not common. mhumx komuni. That sometimes Xi drabi we carry things aħna nġorru xi affarijiet that remain hidden. li jaqpaw moħbija. Qualche volta noi, anche dopo essendo cristiani per molti anni, il Signore ci usa lo stesso. Anka kien kunu kristjani għal żmien twil u l-mulej jużana. Qualche volta io per esperienza ho notato, my experience I've noticed, che ci sono spiriti che manifestano solamente sotto una tale unzione. Hemm ċertu spiriti li manifestaw taħt glorja, taħt anointing dilka Particolari. speċjali. So I've noticed that certain demons, Notajt li ċertu they demoni manifest under a particular specific anointing. taħt dilka partikolari. Now, I'm not telling, now these anointings, they may come and go. Dawn Because id-dilki jistgħu jitilqu jiġu jitilqu. there are anointings for teaching. Hemm dilka There are għat-talim. anointings for Hemm deliverance. dilka l-ħelsien. There are anointings for miracles. Dilka l-mirakli. Now, there are people who fluctuate different anointings. Hemm nies li imissu ċertu dilka differenti. Okay? It's very rare that you see somebody just in one particular one only anointing. Ma jkun hemm ġo dilka partikolari waħda. I jkunu always like imissu to say ħafna dilki. we are a mixture of anointings. Aħna mixture ta' dilka differenti. Io sempre mi piace dire che noi siamo un misto di unzioni diverse. Perché per esempio, Dilki diversi. Pastore Nicola, oggi che è sotto questo ministero, lui sta ricevendo questa unzione. Però lui, ovviamente, era cristiano prima di venire in questo ministero. Allora ha ricevuto altre unzioni nella sua vita. E poi riceve anche da altri insegnanti o dottori che riceve anche da loro. Allora ognuno di noi siamo particolari, non c'è nessuno uno esattamente come l'altro. There is no one exactly like the other. So in this church, that's why we bring teachers, preachers, evangelists, apostles, prophets from different walks of life so that you can receive as a variety of anointings. Għalek din il-knisja nġibu nies minn barra ħalli intom ukollkom dilki diversi f'din il-knisja. Now I sat under an apostle and a prophet and a teacher. Jiena kont taħt għallim apostlu u pastor. So the anointing that I received, there's going to come from them too. Dilka li jien rċevejt ħatiġi minnhom ukoll. Io sono cresciuto sotto un apostolo, sotto un profeta, sotto un insegnante, dottore. Allora quella è il tipo di unzione che io... Poi c'è l'unzione che il Signore ha per me. Dilka l-mole għandu għalija. Però tutto misto, it's a whole mixture. Mixed. Okay? So that's why we see sometimes we operate in the prophetic more. Għalek xi kultant n-operaw ġu profetiku. Qualche volta ci vediamo che lo spirito opera in un modo molto più profetico. Dilka profetika xi kultant.
Other times it's more evangelistic. Xi drabi aktar dilka evangelistika. Altri tempi abbiamo visto c'è molto più di un movimento evangelistico. Altri più apostolici. Per Xi questo drabi che, apostoliku. Differenti. capite? Are you understanding? Tifmu? Hallelujah. And boy, this church is an apostolic church. Dil-knisja, knisja So apostolika. when there is an apostolic covering, an apostolic movement, these gifts are going to be more varied. Meta jkun hemm moviment apostoliku, dawn id-doni ħajkunu differenti. Quando c'è un movimento apostolico, queste unzioni, questo movimento saranno molto più variate. La varietà sarà anche molto più vasta, più grande. Ħajkun hemm varjetà Amen. kbira. Alleluia. Bħal meta jkollok ministeru So, apostoliku. Perché uno che è cristiano può essere liberato? Perché ha ancora la carne, ha ancora questo corpo e può darsi o è all'inizio del suo cammino in Cristo e sta ancora camminando, sperimentando la guarigione, o è cristiano per molti anni, però da qualche parte ha aperto una porta nella sua vita, porta di peccato che è diventato un stronghold. Come si dice stronghold? Somebody find me the word in Italian, stronghold. Un'oppressione. Because in English I like it, stronghold. Yeah. So why għalfejn n-nies għadhom jiġu liberati bħal I'll give you Kristjani? okay, Għax so għandhom ċertu strongholds. we see, so somebody can be either in the beginning of his walk with Christ, Xi ħadd jista' jkun fil-bidu tiegħu and the fil-mixja moment they're mal-mulej. getting saved, we're seeing them manifesting a lot. U meta That's jiġu good. salvati qed That's jimmanifestaw wonderful. ħafna. Tajjeb dan. Hallelujah. For example, can I point to this sister here, Graziella? Nista' nipponta lejn din Graziella, she il-oħt was saved Graziella. what, 3 months ago, 4 months Tliet ago? xhur ilu ġiet salvata. Okay, so we see her, and she's going to give a testimony tonight, maybe. Ħadd testimonjanza forsi Okay, llejla. we saw her receiving, started getting delivered. Aħna rajnija tinħeles. Okay, so now, praise God, Issa, grazzi Ġesu. it's hardly like it's not over completely. Issa Okay? spiċċat dik Because there il-biċċa. was healing that was Kien taking hemm place. fejqan li qed iseħħ. Okay, and there's another thing. Demons love scars. Id-demoni jħobbu l-weġat, I demoni amano le ferite. il-feriti. Id-demoni jħobbu l-feriti. So when that scar is healed, the devil has nothing to hold on to it. Meta dik il-ferita ġiet imfejqa, ix-xetan ma jista' jżommok b'xejn. Okay, so but then sometimes we see Christians Xi drabi naraw who Kristjani may have opened their doors in their life li fetħu ċertu bibien to f'ħajjithom. demonic oppression, not possession, oppression, Oppressjoni, mhux pożezzjoni. because they've allowed sin Għax ħallu dnub and they accommodated that sin. u akkomodaw dak id-dnub. I'll give you an example. Ħantikom eżempju. Most men are tempted with pornography. Bosta rġiel u jiġu tantati bil-pornografija. I'm not going to ask you to lift up your hands so that you won't feel embarrassed, but I know that. Naf, mhux ħan nsaqsikom biex tollu jdejkom, imma So naf. let's say one day you fall. Ejna jdu darba taqa. Okay, rise up and rise again. Erġa' Repent. Indem. Don't let it become a stronghold. Tħallix issir stronghold. Because the moment it stronghold. becomes a stronghold, now you start getting oppressed. Demons start accommodating. Il-moment li sir fortizza, ix-xitan jibda takkomodaħ u d-demoni jibdu jiġu. Per esempio, Esempio. molti uomini hanno la tentazione in questo mondo, sfortunatamente, di vedere e guardare pornografia. Allora, se uno ha questa tentazione, come io lo so, molti uomini hanno questa tentazione di guardare pornografia. Ok, diciamo che un giorno questo uomo, anche può essere un uomo di Dio, che cade e guarda la pornografia, poi si sente male, si pente, gloria a Dio, non è diventato una... Shaidula? Roccaforte, non è diventata un roccaforte? Si dice così roccaforte? Stronghold? Ok? Però se quell'uomo, anche di Dio, anche un uomo di Dio, perché abbiamo sentito anche di pastori che sono caduti? Smajna anka fuq Come pastors li posso waqgħu. un uomo in cadere? Ah, perché il carne non è stata salvata. Kif waqgħu għax il-ġisem mhux How salvat. come we're here, a man of God, and fall? How is that possible? Kif jista' jkun bniedem tal-Alla jaqa'? Because your flesh was never saved. Pupu tijaj. Għax ġismek qatt ma ġie salvat. Your flesh was never saved. You are carrying a dead man walking. Intom qed tiġġorru bniedem mejjed. Somebody, listen. So what happens?
If I go on watching pornography, Xiġrek neqpa nara l-pornografija. it will become a stronghold to me. Dan issir fortizza li. And I will invite a demon. Uħu unclean nistiden spirit. demonju. And I get oppressed. Spirtu imniġġes u niġi oppressat. Not possessed, because my spirit is still a Mux Christian. posseddut, I become oppressed. imma oppressat. And then other things start happening in my life. ċertu affarijiet oħra jibda jisaħħu f'ħajti mbagħad. I'll say another thing. Ngħid xi ħaġa oħra. Women, Nisa they can't forgive their husband. ma jistawx jaħfru lil raġel U tagħhom. kif jgħidu bil-Malti dejjem jaqlawdu l-ħama ta' xamel 10 snin ilu, xamel 5 snin ilu, xamel 10 xahar ilu. Let me tell you something, be careful women. Odu attenti nisa, Because if you hold on to that, għax jekk iżomm fuq apart dak, from there is the issue of authority there as well. apparti li hemm il-kwestjoni you're gonna be tal-awtorità. oppressed. Ħatkun oppressata anti. Because you're playing the accuser of the brethren. And your brother that you're accusing constantly is a man of God. Inti tilab il-logħba tal-akkużatur tal-aħwa u dak huwa bniedem You're doing tal the work of the devil. qed tagħmel xogħol ix-xitan And you'll become oppressed. u ssir oppressat. And you wonder, but I go to church, I pray. U Why tibda taħseb jiena mor il-knisja nitlob għalfejn don't you check a bit your heart? għalfejn ma tiċċekkjax. Your husband may have a problem with pornography, but you have a problem with unforgiveness. Raġel tiegħek jista' jkun għandu problema bil-pornografija, inti għandek problema ta' maħfra. Let's hope none of them will happen. Ejja nemnu li Okay. l-ebda minn dan ma But jseħħ. these are realities. Ma dawn huma realtà. What about gossip? X'ingħidu wkoll What about jealousy? tqassis. Thank you. Okay. So, what about Assis. anger? Jew ir-rabja, It's a monster. monstru. When you don't like something, when you don't agree with something. Meta ma How do you taqbilx fuq react? xi ħaġa jew Now, there kif is righteous tirreaġixxi? anger. But And- righteous anger is not against your husband or your wife. Righteous anger is against the devil, against sin. Hemm rabja qaddisa ma mhux kontra raġel tiegħek, kontra d-dnub u l-għadu. Righteous anger, yes. Even God got angry. But against sin, against the devil, against injustice. Anka alla kellu rabja ma kontra l-inġustizzja, Righteous kontra anger. l-ħażen, id-dnub.